Salve, benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari e delle diocesi della Liguria. Questa settimana iniziamo raccontandovi l'esperienza della Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso, che come sapete ha sede a Genova, ma ha una sua sezione anche nel territorio della diocesi di Chiavari, a Chiavari proprio in particolare. Ricordiamo che volontari e volontarie dell'associazione sono presenti il mercoledì pomeriggio e il giovedì mattina nella sede di Via Vinelli. Come tradizione, anche quest'anno vogliamo presentarvi il bilancio della Fondazione Antiusura, perché questo ci dà modo di raccontare anche qualcosa della realtà sociale in cui vivono le comunità della diocesi di Chiavari. In particolare, per quanto riguarda il 2025, sono aumentati sia il numero degli ascolti da parte di volontari e volontarie, sia quello delle pratiche di finanziamento che sono state attivate per permettere a persone che si trovano in situazione di difficoltà di rientrare da una situazione debitoria grave o che comunque genera ulteriori preoccupazioni. Da un lato questo è ovviamente segno dell'impegno costante delle tante persone che si impegnano nell'associazione, ma è segno anche, come dicevamo, di un ampliamento della condizione di difficoltà in cui si trovano molte persone. Cerchiamo di capire meglio tutto questo nel servizio di Andrea Capitani. (93 ascolti effettuati, più 12% rispetto al 2024, 17 prestiti deliberati a fronte dei 15 dell'anno precedente, più 13%, per una somma di oltre 100.000 euro. Numeri in crescita nel 2025 per l'attività della sezione della diocesi di Chiavari della Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso. Nell'anno appena concluso, l'attività ha registrato un sensibile aumento, segno di un crescente disagio nelle fasce più a rischio della popolazione, sebbene i dati riferiti al contesto economico regionale non siano di segno negativo. Diverse le cause che spingono i soggetti a chiedere aiuto alla Fondazione. Dato che i dati sono spesso altalenanti, cioè da un anno all'altro, non sono molto significativi, però guardiamo la tendenza di medio periodo, ormai abbiamo una serie di 16 anni di dati e vediamo che è aumentato sia il numero delle persone aiutate, quest'anno sarebbero state 17, che sono un po' più della tendenza nel medio periodo, ma l'importo è aumentato perché avevamo qualche operazione di grosso importo. I bisogni sono sempre soprattutto per spese per la casa, affitti, spese condominiali arretrate oppure spese di ristrutturazione straordinaria. Poi però ci sono anche debiti verso l'Agenzia delle Entrate, quindi debiti fiscali, multe, spese sanitarie, qualche debito di gioco e ci sono anche tante persone che svolgono attività commerciali o artigianali che hanno avuto esiti negativi, qualcuno ancora per degli effetti residui del Covid. Per i volontari l'attività principale e più impegnativa è sicuramente quella dell'ascolto di tutte le persone che si rivolgono alla Fondazione per chiedere aiuto. Solo una parte degli ascolti, circa il 20%, si traduce in un intervento di sostegno autorizzato. Non si tratta di risorse a fondo perduto, ma finanziamenti a tasso agevolato che permettono ai soggetti in difficoltà di rientrare da una situazione debitoria senza correre il rischio di finire in mano agli usurai. Le persone vengono accompagnate anche in un cammino di educazione finanziaria che quasi sempre ha esito positivo. Noi facciamo un po' l'elenco dei creditori e quindi se riusciamo ad aiutare la persona, perché deve avere la cosiddetta capacità di rimborso, cioè deve avere comunque la possibilità di restituire, perché non sono misure assistenziali a fondo perduto, sono prestiti a tasso agevolato per i piccoli importi addirittura senza interessi. Questi prestiti devono essere restituiti, anche se in alcuni casi la Fondazione poi si espone perché si cerca di aiutare tutti, in certi casi i soldi non ritornano, ma di norma ritornano e quindi noi dobbiamo valutare che ci sia la possibilità almeno teorica di rimborso e allora procediamo e facciamo i bonifici ai creditori. Rispetto agli anni precedenti ci siamo resi conto che in molti casi è utile la figura dell'amministratore di sostegno e la stiamo caldeggiando in alcuni casi quando ci rendiamo conto che le persone da sole non ce la fanno, mentre se hanno un riferimento
possono più facilmente venire fuori dalla situazione. Chi si rivolge alla fondazione prende un impegno innanzitutto con se stesso per cercare di uscire da una situazione di difficoltà. Quanti sono le persone che, aiutate da voi, arrivano alla fine di questo percorso in modo positivo? Direi fortunatamente la quasi totalità delle persone che accetta e ottiene il nostro aiuto onora l'impegno che ha assunto. Sono persone nella quasi totalità che si impegnano totalmente con sacrificio a onorare l'impegno e riescono quasi tutti fortunatamente a onorarlo. In questo cammino non sono mai lasciati da soli e quindi voi ci siete, la presenza vostra non è solo all'inizio ma è un accompagnamento. Se è necessario noi accompagniamo nell'impegno i nostri assistiti. Li seguiamo se hanno necessità, naturalmente, se sorgono purtroppo problematiche, perché sono persone che purtroppo vivono in una situazione economica finanziaria difficile e pertanto basta poco perché possano avere ulteriore appoggio da parte nostra. Nel 2025 la somma media erogata, 7.419 euro, supera di oltre un quarto, un più 26%, il dato medio degli ultimi 16 anni che si attesta a 5.892 euro. Analizzando l'ambito di intervento, 8 i prestiti erogati dalla Fondazione nell'area del Chiavarese per oltre 49.000 euro, 5 nell'area di Sesti Levante, 2 in quella di Rapallo, dove però la somma ha raggiunto i 43.000 euro. Da fuori non ci si aspetta la situazione che ci può essere in tante famiglie, cioè la vita complicata che possono avere tante persone, no? Queste persone che vengono da noi sono gli invisibili, sono persone che magari hanno problemi perché non riescono a pagare l'affitto e magari hanno delle spese mediche che non riescono a affrontarle. Oppure ci sono tanti anche che hanno provato, anche soprattutto dopo il Covid, anche pre-Covid ma soprattutto dopo, ad aprire magari delle piccole attività, però poi hanno fatto il passo più lungo della gamba, come si dice, e non ce l'hanno fatta e perciò ricorrono a noi. Bisogna appunto ascoltare e mettersi nei panni della persona che hai davanti, senza giudicare, perché infatti noi, come dire, dal punto di vista anche cattolico, umano, no? Siamo portati, dovremmo essere portati all'ascolto, no? Le situazioni economiche sono sempre di più, le persone che hanno dei problemi sono sempre di più e noi appunto cerchiamo di fare qualcosa, ma non solo economicamente, anche magari a insegnare come si dovrebbe gestire la situazione familiare, finanziaria. Nell'ascolto cercare di entrare nella fiducia delle persone, cioè farsi conoscere, far capire che siamo volontari e che siamo lì per aiutare, perché non sempre c'è questo atteggiamento come se fossero di fronte a un'entità finanziaria, a un'entità bancaria, e questo non è proprio così, cioè siamo lì per aiutare, per cercare di, oltre che di aiutarli economicamente, anche nella gestione umanamente e nella gestione economica della famiglia, perché delle volte è molto confusa, è molto non si sa, non hanno tanto la percezione dell'entità dei debiti, quali sono, vengono per cercare di risolvere un problema, ma magari ne rimangono altri 4 o 5. La nostra funzione è proprio quella di risolvere completamente una situazione, quindi cerchiamo di far venire a galla tutte le difficoltà esistenti per cercare di risolvere completamente il problema. Ora andiamo a raccontarvi la vita di una comunità ed in particolare andiamo a Rapallo, nella parrocchia di San Pietro di Novella, che ha aperto le sue porte alle telecamere di Teleradio Pace per la trasmissione della Santa Messa. È stata come sempre anche l'occasione per conoscere chi anima la vita della comunità e per raccontarne l'esistenza, la vita, le iniziative. Vediamo.
Ogni domenica cantate? Ogni domenica assolutamente, questa è la nostra comunità e quindi ci teniamo non tanto per la comunità ma sappiamo fare un po' questa cosa di cantare, allora ci ritroviamo e cantiamo per il Signore, perché ci sembra un modo più autentico e più bello di pregare, no? Quindi di coinvolgere tutto noi stessi e la comunità che ci dice che insomma sono aiutati anche loro a pregare e quindi siamo qua tutte le domeniche. È un modo anche di fare gruppo, no? Il coro. Assolutamente, ma diciamo che la musica unisce perché Gesù unisce, quindi la musica è proprio, secondo me, e non solo secondo me, ma comunque una via privilegiata proprio per sentirsi ognuno con le proprie differenze, perché la polifonia è questo, voci diverse che si mettono insieme per formare una bella armonia, un'armonia veramente con la A maiuscola. San Pietro è stata un po' la mia parrocchia di vita, ho ricevuto i sacramenti da un'altra parte, però da quando Beppe è arrivato qui, io Beppe lo conosco da ragazzino, era molto diverso da adesso e abbiamo condiviso un'esperienza, lui più giovane di me, abbiamo condiviso un'esperienza per tanti anni. Io poi qui ho vissuto diciamo un'educazione, sono stata educatrice di giovani, di ragazzi, ho fatto catechismo e sono rimasta fedele alla comunità, soprattutto alla messa domenicale, perché io non vivo qui, abito nel centro, però diciamo che soprattutto attraverso le esperienze di vacanze estive in montagna ho imparato un po' a fare il pagliaccio, quella che gestiva un po' le feste, i momenti di convivenza, e così ho inventato il Portico di Salomone. Quest'anno facciamo Sant'Agostino e Beppe in questo periodo ci richiama tantissimo Sant'Agostino e quindi possiamo dire che siamo in linea, sia noi del Portico di Salomone sia la parrocchia di San Pietro. Allora, quando è che aspettiamo l'opera? L'opera il 31 luglio a Villa Tigullio a Rapallo. Il bello di ritrovarci alla domenica. Beh, questo è un momento che ormai è diventato, come dire, un momento della settimana in cui ci si vede qui per questa messa, che è la messa della comunità di Celle di Rapallo, che si incontra qua perché storicamente con la presenza di Don Beppe qui a San Pietro, diciamo, la comunità di Celle si è unita alla comunità parrocchiale di San Pietro di Novella per tutte le sue attività. Il Messa della Domenica è un momento di incontro con tante persone che magari durante la settimana non si vedono perché sono in posti disparati col lavoro, con la famiglia eccetera. Alla domenica è un momento di incontro per raccontarsi anche un po' le cose, per fissare dei momenti di successivi incontri, quindi è un momento molto bello. Poi abbiamo la possibilità appunto di avere un coro che ci aiuta nella liturgia e la liturgia è sempre molto preparata, diciamo, non è una liturgia lasciata al caso, lasciata all'improvvisazione, le letture, i canti, e quindi è un momento, diciamo, un momento, come dire, importante, ecco, per la comunità e per la persona. Qua siamo in cucina, tutti cuochi? Senz'altro. Professionisti no, ma cuochi dilettanti. Però siete allenati? Per passione siamo allenati. Allenati, sì. Ma oggi cosa avete preparato? Allora, oggi abbiamo preparato ravioli col tucco, arrosto con le patate e poi, siccome siamo stati in Sicilia, cannolo siciliano per dolce. Mi sembra una conclusione spettacolosa. Ma com'è la vita qua in parrocchia? Beh, molto bella per noi e per tutti i nostri figli anche, che siamo nati, praticamente cresciuti tutti qua. È un punto di incontro, no? Certamente, un punto importante di incontro. E voi eravate giovani qua da queste parti? Forse quando è arrivato Don Beppe eravamo già, direi, tutti sposati, però i nostri figli sono stati battezzati qui, hanno fatto catechismo qua e sono cresciuti tutti qua dentro, quindi ormai sono 25 anni, di più forse. Di più, ecco. 30. Di generazione in generazione. Sì. E nipoti, ormai siamo a nipoti siamo.
E com'è la vita in parrocchia da queste parti? Ci mette sotto, il parroco ci... Esigente. Cioè, molto esigente, sì. Sì. Insomma, ci sono tante cose a cui guardare. Sì. L'aspetto conviviale, c'è comunque l'aspetto, diciamo, educativo, l'aspetto liturgico e comunque facciamo sportivo, perché qui abbiamo uno dell'elemento sportivo. Qua abbiamo un ragazzo sportivo. Sì, noi qua a San Pietro comunque tra i giovani abbiamo un bel gruppetto che ha creato il Don, in cui ci troviamo ogni domenica, quasi ogni domenica a giocare, tra di noi ragazzi, qualche volta ci portiamo qualcuno anche da fuori per completare il numero, diciamo, però sì, abbiamo proprio un bel gruppetto. Avete anche un bel campetto. Sì, abbiamo un bel campetto, ora dobbiamo un po' metterlo a posto, ma è bello. Avete una squadra ufficiale? Sì, abbiamo fatto la San Pietrese, che adesso gioca ancora con squadre di nostri amici, però ci vogliamo iscrivere a tornei e farla diventare anche una cosa un po' più grande, così anche per il Don, da farlo felice. Ecco, per te così l'esperienza in parrocchia com'è stata? Ma io sono venuto qua in parrocchia sono in parrocchia da quando sono piccolo, perché mi ci portava mia nonna e mia mamma, e soprattutto da piccolo a giocare nell'oratorio con gli educatori e tutti che giocavamo qua nell'oratorio. E crescendo poi ho creato tante amicizie che sono tuttora gli amici con cui mi ci vedo praticamente ogni giorno. Quasi tutto pronto per iniziare? Quasi tutto pronto, fra 5 minuti arrivano i ravioli, i ravioli al sugo che ho fatto io. E tutto bene. Qual è il tuo impegno in parrocchia? L'impegno è aiutare il Don, soprattutto in queste occasioni, e anche nelle pulizie, lo aiuto anche nelle pulizie, cose così semplici, ecco. Ma sono importantissime. Sì, è vero. Anche tu sei andato in pellegrinaggio? Sì, Palermo, bellissimo, un'esperienza molto bella. Era la prima volta che andavo a Palermo ed è stato molto bello. Le persone che ci ha fatto conoscere Don Beppe, un suo compaesano, mi hanno veramente colpito, molto bello. Troviamo anche il Presidente del Consiglio Comunale di Rapallo, insomma un saluto a tutta la comunità di Rapallo di San Pietro. È una comunità particolarmente viva, una parrocchia estremamente vitale, con una collaborazione ottimale con l'amministrazione comunale, così come tutte le altre parrocchie. C'è una rete veramente importante che sia nei momenti difficili, ricordiamo la vicenda della mareggiata prima, ma soprattutto del Covid, ma dove è proprio emerso il senso di comunità che ha particolarmente sentito in tutta la nostra città. Quindi un grazie di cuore a tutti ai tanti volontari che si prestano e collaborano in maniera così proficua e feconda e sostengono soprattutto le parti più deboli, più fragili della nostra città. Penso al Banco Alimentare, al Banco di Solidarietà, alle tante iniziative che le varie associazioni promuovono a beneficio delle parti più deboli. Don Beppe, quest'oggi Telepace in diretta come ogni domenica di parrocchia in parrocchia siamo capitati a San Pietro di Novella, una parrocchia viva, insomma si sta bene qua anche fuori con tutta questa attività. Sì, è una parrocchia viva, è vero, c'è tanta partecipazione, c'è tanta collaborazione, certamente dobbiamo forse crescere nel senso di coinvolgere un po' altre realtà in modo che l'oratorio possa diventare veramente una casa per tutti. Oggi tra l'altro siete un pochino in festa, c'è questo pranzo che è dovuto al pellegrinaggio a Palermo. Ogni anno, ormai sono 3 anni che ogni anno c'è da parte di un gruppo di amici, di collaboratori, di fedeli che partecipano qui in oratorio, mi viene chiesto di pensare a un momento così di o gita o pellegrinaggio. Abbiamo fatto un anno ad Assisi, l'anno scorso siamo stati
a Roma. Quest'anno siamo andati a Palermo. Lì a Palermo io ho un grande amico che è un sacerdote di origine di Pantelleria, come sono anch'io, e è preside della facoltà teologica di Palermo. Siamo stati loro ospiti della facoltà teologica. Ci ha messo a disposizione le persone migliori che avevano per farci visitare alcuni tesori di Palermo. Abbiamo incontrato l'arcivescovo di Palermo e l'arcivescovo di Monreale. Abbiamo veramente fatto un percorso di catechesi attraverso l'arte, sia l'arte normanna, l'arte della Cappella Palatina di Monreale, sia l'arte della riforma e controriforma, il barocco siciliano. È stata veramente una bella esperienza. Poi siamo stati anche accompagnati a riscoprire attraverso la testimonianza dell'arcivescovo di Palermo e attraverso la testimonianza di una giornalista di Avvenire, Turrisi mi pare che si chiami di cognome, Monsignor Corrado Lorefice ci ha parlato del Beato Puglisi, una figura veramente molto significativa, molto bella, e la giornalista di Avvenire ci ha fatto conoscere la testimonianza splendida di Fratel Biagio, e siamo andati anche a celebrare la messa dove c'è la tomba di Fratel Biagio, mentre il Beato Puglisi ha la tomba proprio nella cattedrale. Oggi il Vangelo dava tanti spunti e non era nemmeno tanto facile per noi laici, no? Hai parlato tante volte dell'incontro diretto con Gesù. Certo, e credo che questo sia il cuore dell'esperienza cristiana. Cioè se Gesù è risorto, è vivo ed è in mezzo a noi, e noi possiamo incontrarlo come lo hanno incontrato Giovanni e Andrea, come l'ha incontrato la Samaritana, come lo ha incontrato il cieco nato. E noi attraverso la vita della Chiesa, attraverso i sacramenti, attraverso i testimoni, possiamo rivivere questo incontro, ed è proprio perché riviviamo questo incontro che certe pagine del Vangelo diventano veramente significative, perché possiamo, ascoltando e leggendo la storia della Samaritana, possiamo dire ma anche a noi è capitato qualcosa di analogo, anche noi abbiamo avuto la grazia di riconoscere che Gesù ci conosce più di quanto noi conosciamo noi stessi. Ecco, sui testimoni, dicevi, il testimone fa scattare la scintilla, ma poi in qualche modo si deve lasciare da parte. Certo. Ecco, questo è un bel pensiero. Il testimone è come l'amico dello sposo, o come Giovanni Battista che diceva io devo diminuire e lui deve crescere. Cioè il testimone è il mezzo attraverso cui io entro in rapporto con Gesù. Ma poi, come dire, Gesù parla al mio cuore, Gesù come dire, mi accompagna con la sua grazia nella vita di tutti i giorni, e io, come dire, sono, come dire, aiutato proprio stando dentro la Chiesa a riconoscere Lui che mi parla attraverso la Sacra Scrittura, a riconoscere Lui che mi parla attraverso le vite dei santi, a riconoscere Lui che mi perdona e si rende presente alla mia vita attraverso i sacramenti. Chiudiamo con lo sguardo attorno a noi, abbiamo questo bel campetto che chissà quanti giovani ci sono, questa struttura, insomma è bello l'oratorio vicino alla parrocchia. Certo, anche se noi stiamo lavorando per pagare ancora i debiti, ma certamente l'oratorio vicino alla parrocchia è fondamentale per poter accompagnare le persone in un cammino comunitario. Si è svolta nel corso di questa settimana a Palazzo Ducale a Genova la terza edizione delle Giornate per la Scuola, una proposta dell'Ufficio Scuola dell'Arcidiocesi di Genova che coinvolge le scuole di ogni ordine e grado in laboratori e incontri per riflettere sulle grandi questioni che incarnano il desiderio e la vita del futuro. Il tema quest'anno è stato particolarmente calzante, capaci di sognare, anche in ragione ovviamente del contesto storico in cui la scuola sta educando ragazze e ragazzi. Vediamo insieme il nostro servizio.
3 giornate per la scuola su un tema decisivo, capaci di sognare. Le ha organizzate per tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado l'Ufficio Scuola della Diocesi di Genova con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Territoriale. Le 60 classi che hanno aderito, per un totale di 1500 ragazze e ragazzi, hanno preparato un elaborato creativo, un video, una canzone, una breve rappresentazione teatrale, una poesia o una riflessione che nelle 3 giornate di martedì, mercoledì e giovedì è stato presentato a centinaia di coetanei e insegnanti nelle prestigiose sale di Palazzo Ducale. In un mondo che sta andando un po' in disgregazione, con tante difficoltà di prospettiva futura, aiutare i giovani e i ragazzi a darsi una prospettiva personale ma anche una prospettiva comunitaria. Il sogno fatto da soli rimane una pia illusione, se si sogna in tanti, come diceva il De Camara, potrebbe diventare già una realtà. E noi abbiamo riflettuto questi giorni con i ragazzi sotto tante dimensioni diverse di come poter progettare un futuro per loro da protagonisti, ma un futuro che possa essere utile a tutto il mondo. Tutti e 3 giorni hanno lo stesso schema. Il primo è laboratorio in tutte le sale, con testimoni, dove si affrontano tematiche diverse relative alla progettazione del sogno, relative al futuro, relative alla costruzione di un mondo migliore e diverso, e poi un momento assembleare tutti insieme. E quindi a seconda delle elementari o delle scuole medie o delle superiori come oggi, abbiamo invitato degli ospiti testimoni diversi che affrontano il tema, ma anche dei momenti di riflessione sotto arti diverse. 60 classi coinvolte, il massimo della capienza che Palazzo Ducale può consentire, una occasione per rimettere al centro l'iniziativa dei ragazzi, coinvolti non solo nell'ascolto ma anche nell'espressione di sé e nel dialogo. Sia le classi della primaria che quelle delle scuole secondarie, medie e superiori hanno preso parte ai laboratori con esperti, mettendo a tema il sogno e analizzandolo sotto il profilo storico, culturale, politico, scientifico e non solo. Si sono preparati con entusiasmo perché mai come in questo momento che stiamo vivendo il sogno rappresenta anche per loro un modo di poter riacquisire tranquillità, serenità e anche un senso del futuro. Nel laboratorio che abbiamo tenuto stamattina insieme alla dottoressa Marianna Semprini dell'IIT e alla professoressa Chiara Gianfelici, la tematica era proprio uno sviluppo inarrestabile e anche mantenere la capacità del sogno e del senso, e loro proprio hanno fatto domande estremamente interessanti. Sono partiti da che cos'è la felicità, che cos'è il sogno, quali sono proprio i sabotatori del sogno, e sono riusciti a centrare determinati aspetti con una buona capacità anche di ragionamento. Quindi questo fa ben sperare per i nostri ragazzi e per il futuro di questo nostro paese in generale, della società attuale. Poi ci sono state le testimonianze, vite che da ordinarie si sono fatte straordinarie, e non solo e non tanto per la quantità dei risultati, quanto per la qualità delle relazioni che hanno generato nell'espressione dei propri sogni e nel non rinunciare ad essi. Il mondo è una staffetta e quindi bisogna che noi passiamo il testimone, e quindi è importantissimo essere i loro primi tifosi, non quelli che li criticano, non quelli che li giudicano, ma quelli che fanno il tifo per loro e lo sentono, dando l'esempio, cioè essere per primi noi degli appassionati. Ricordo quando neanche immaginavo di diventare sacerdote, però io mi incantavo davanti alle persone che nel loro lavoro ci mettevano proprio la passione, li vedevo, dicevo: guardate che bello, un domani potessi anche io innamorarmi di un lavoro e metterci veramente la passione, da non andare a dormire la sera per finirlo, ma perché ci tieni, no? E quindi anche essere d'esempio così. Se io sono un prete stanco, annoiato, trasmetto a loro non il messaggio giusto, ecco. Quindi noi per primi, noi adulti, dobbiamo essere appassionati delle cose che facciamo. È importante il titolo nella sua completezza, perché è importante sognare, ma il sogno che propone la società è un sogno o estraniante oppure un sogno di cui aver paura e da mettere da parte. Invece quello che oggi è uscito, secondo me in maniera forte, è che bisogna essere capaci di sognare, cioè andare oltre il sogno estraniante e non aver paura di quel sogno che invece ci porta alla felicità, quel sogno che ci porta
alle stelle, che ci mette in contatto con i desideri più profondi, no? I desideri più profondi sono quelli che sono nel nostro cuore, ma la parola desiderio ci porta al centro di noi stessi, ma al tempo stesso ci apre all'infinito. La parola deriva da sidera, che significa stelle, quindi ci apre al cielo, all'infinito, all'altro che sta davanti a me, all'altro e a quel tuo infinito che poi ci porta veramente alla felicità. L'idea di tutte le canzoni che ho condiviso era quella di contare sulle nostre qualità personali, individuali e di metterla a servizio degli altri per favorire l'unità fra popoli e persone diverse, e quindi ho musicato questi scritti Bahá'í per trovare maggiore ispirazione e felicità tutti insieme. È un momento difficile per tanti popoli nel mondo, compreso l'Iran, di cui sono originario. Il grande augurio è veramente quello che nel tempo si possa trovare la pace, parola che dovrebbe risuonare sempre più nelle nostre coscienze e sui quotidiani, ovunque: pace, pace e pace. I ragazzi sono stati coinvolti attivamente anche nell'organizzazione dell'evento. L'anno scorso abbiamo affrontato il tema della pace, tema che diciamo è abbastanza attuale, ecco. E mentre quest'anno sì, abbiamo affrontato il tema del sogno. È stato interessantissimo con i bambini piccoli durante la prima giornata, i bambini delle elementari, come con la loro immaginazione riescono a affrontare il tema del sogno in questi tempi che non ci portano proprio tanto a sognare, ecco. Abbiamo accolto le classi il primo giorno delle elementari, delle scuole primarie. Siamo stati preparati dalla nostra professoressa di religione, professoressa Borello, che ci aveva preannunciato appunto come si sarebbe svolto questo progetto, che avevamo già organizzato l'anno scorso, di cui avevamo già fatto parte l'anno scorso. Quest'anno per me è stata la prima volta, la prima partecipazione a questo progetto, a queste 3 giornate, e devo dire che certamente hanno una grande valenza personale, perché ti possono dare veramente tanto, soprattutto la stessa questione di poter essere a contatto con in primo luogo i bambini e poi anche con ragazzi della nostra età, con gli studenti delle secondarie di secondo grado, ci permette in qualche modo anche di essere poi veramente parte del progetto, anche se in qualche modo appartenenti al servizio, ecco. E poi una questione anche di responsabilizzazione, e ci ha messo anche alla prova, perché ovviamente sì, avevamo delle scalette, ma con i bambini cosa devi fare? Devi anche un po' intrattenere, improvvisare, ci siamo anche finti in qualche modo animatori. È stata proprio un'esperienza che ci ha messo veramente alla prova, e bisogna ringraziare comunque la professoressa Borello, la nostra professoressa di religione, e anche il professor Massimiliano Costa, che è il vero e proprio organizzatore di queste 3 giornate. Io credo proprio che sia bello il fermarci 3 giorni sulla nostra capacità di sognare, ed è davvero bellissimo il riconoscere che abbiamo questa capacità, ce l'abbiamo. Per me credente il Signore ce l'ha data questa capacità. Forse la vita, le situazioni, le ansie, le fatiche ci fanno un po' dimenticare questa capacità che abbiamo, e questo ci porta anche ad una certa riduzione dei nostri sogni. Ma è davvero il riscoprire questa capacità che abbiamo, che ci dà la forza anche e l'impegno per poter sognare ciò che davvero ci renderà e ci rende tutt'oggi felici. Credo che sia davvero anche questo un grande regalo che ci hanno fatto i ragazzi, oltre alla loro presenza in questi 3 giorni. Il logo è molto bello, c'è una linea, ma questa linea si dipana verso cose che fanno fatica a entrare in questa linea, ma alla fine si arriva, ed è questa un po' la bellezza anche del sognare. Il sogno, ho un grande sogno che magari si realizza con fatica, con difficoltà, con le varie ansie che vediamo lì, ma alla fine si realizza. È davvero un bel regalo che ci ha fatto i nostri ragazzi.
Sta muovendo i primi passi l'intervento di recupero del vecchio rudere che si trova sulla piana dell'Entella, nell'area di proprietà della parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari, area che è stata messa a disposizione dell'associazione L'Avventura della Carità. Il sito, già da tempo trasformato in Orto della Carità, è curato dai volontari dell'associazione Mato Grosso, che ora vorrebbero riuscire a ristrutturare questo vecchio edificio per realizzare una casa a disposizione dei giovani e per diverse attività di incontro e di formazione. Vediamo. Il progetto di recupero della casa dell'Orto della Carità sulla piana dell'Entella a Lavagna ha mosso un primo passo. È stato avviato il cantiere procedendo allo smontaggio delle coperture e alla messa in sicurezza dell'immobile. L'opera è stata possibile grazie al contributo di 113.625 euro erogato dalla diocesi tramite i fondi dell'8 per 1000. Siamo riusciti a iniziare i lavori per il rudere e grazie anche al finanziamento sicuramente che è arrivato dalla CEI, il primo finanziamento, che non è sufficiente sicuramente per portare avanti i lavori, ci sarà bisogno dell'aiuto di tanti, però sicuramente è stato molto importante. Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo da parte della soprintendenza per approfondire gli aspetti legati alla prosecuzione dell'intervento. L'intervento proseguirà con, una volta capiti gli aspetti strutturali degli elementi che adesso abbiamo noti, proseguiremo con il rifacimento delle strutture interne, quindi dei vari solai restaurati o rifatti e man mano il consolidamento dell'edificio, insomma. L'Associazione L'Avventura della Carità promuove iniziative di raccolta fondi per arrivare a coprire i costi coinvolgendo il territorio, un appello che è stato accolto recentemente dai commercianti del CIV Lavagna e Chiavari che hanno deciso di sostenere la campagna Dona un mattone per la casa dell'Orto della Carità. Questa abitazione raccoglie i ragazzi, è una situazione meravigliosa, li fa stare a contatto col territorio, li fa stare insieme sotto una guida buona e giusta, e questo è quello che la città di cui la città ha bisogno. Con un contributo di 2 euro è possibile donare un mattone ed essere tra coloro che potranno ricevere uno dei premi messi a disposizione dagli esercenti in occasione della festa di primavera il prossimo 23 maggio. Una casa dunque che sarà costruita da tante mani. Tutti possono dare una mano, sapete che qua il posto cerca di essere al servizio del territorio, per le parrocchie attorno, ma non solo per le parrocchie, quindi se qualcuno è affezionato qui o vuole affezionarsi, siamo contenti se riuscite ad aiutarci. E ora un'altra esperienza che questa volta arriva fuori del territorio della diocesi di Chiavari, fuori del territorio della Liguria, ma che è arrivata fino a noi tramite una testimonianza, la testimonianza del fondatore di Goel, un gruppo cooperativo che riunisce 46 imprese in 3 province calabresi e dà lavoro a circa 500 persone. È un'iniziativa nata per resistere alle imposizioni della criminalità organizzata nel contesto produttivo e che da 8 anni non subisce più attacchi intimidatori, attacchi che invece per la prima parte della sua esperienza erano stati piuttosto ripetuti e frequenti. Il suo fondatore, il fondatore di Goel, Vincenzo Linarello, ha incontrato alcune classi del Liceo Marconi del Pino di Chiavari nell'ambito del progetto Credere, ideato e portato avanti dall'ufficio scuola della diocesi di Chiavari. Con lui è intervenuto il giornalista Daniel Tarozzi, che ha scovato l'esperienza di Goel e l'ha raccontata su italiachecambia.org. Nel percorso di approfondimento che il progetto Credere propone alle scuole superiori del territorio, alcune classi del Liceo Marconi del Pino hanno incontrato Daniel Tarozzi, giornalista e fondatore di italiachecambia.org, un giornale online nato da un viaggio in camper. Un viaggio iniziato nel 2012 alla ricerca di esperienze positive, scaturite da persone, gruppi o comunità che hanno ideato e realizzato iniziative positive in contesti difficili. Provare a raccontare e mostrare quel pezzo di paese che
che tutti i giorni concretamente cambia meglio il mondo. Dal 2012 che ho fatto questo viaggio di un anno in tutta Italia alla ricerca di esperienze positive, sono stato sommerso e quindi quello che cercherò di raccontare è che l'Italia e il mondo sono molto migliori di quanto pensiamo, anche in questa epoca di guerre e crisi varie. Italia che cambia ha raccolto circa 400 interviste, attraverso cui testimonia che uno sguardo diverso sulla realtà è possibile, come quello che ha messo in moto l'esperienza di Goel, gruppo cooperativo calabrese che dal 2003 costruisce imprese che dicono no al sistema della criminalità organizzata, dando opportunità di lavoro alle persone. L'esperienza di Goel in Calabria nasce 23 anni fa con un obiettivo ambizioso, quello di innescare percorsi di cambiamento e riscatto in Calabria. Gradualmente ci siamo resi conto che comunque avevamo bisogno, sentivamo il dovere di aiutare anche le altre regioni in Italia a combattere l'infiltrazione dell''ndrangheta. Oggi la Liguria, ma anche molte altre regioni d'Italia subiscono un'infiltrazione pesante da parte dell''ndrangheta. I calabresi onesti, i movimenti come Goel devono affiancarsi alle popolazioni locali e insieme provare ad ostacolare in ogni modo l'infiltrazione dell''ndrangheta. In Calabria abbiamo dimostrato che questo è possibile. Oggi l'esperienza di Goel è un'esperienza completamente libera. Dopo anni di attentati e aggressioni da parte dell''ndrangheta, oggi l''ndrangheta ha capito che quando la cittadinanza, la comunità si mette insieme, allora è più forte. Ed è da 8 anni che Goel non viene più colpito, in quanto ha creato nel territorio una rete diffusa. Siamo 46 realtà in 3 province della Calabria, 500 lavoratori tra professionisti e lavoratori dipendenti. Oggi è una realtà che in qualche modo dimostra a tutti quanti in Italia che quando la comunità si coalizza, si mette insieme, esprime una forza che non può essere fermata nemmeno dalle mafie. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari e delle sue comunità. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.